Un pizzino zenioso e simpatico, con una voce clara e melodiosa, che si autodefine di studioso, amanti e cantatori della tradizione. Comincia da minore, ascoltando il discorso di suo nonno, ripetendo sul modulo di suo canto caduresu, cantando per i consorzio su Mario Cossu e Mario Accorda. Fondamentale Sattobio con Giovanni Pugioni e Franco De Muro. Este un chitarrista e cantatore meda apprezzato, che ha vinto Parizos Premios. È iscritto all'Università de Tattari e frequenta da Scienze dell'amministrazione e gestione delle risorse umane. Ne teniamo bisogno di questa risorsa. Da Esu 2015 canta finza in su coro di Aglientu, diretto dal suo mastro Giovanni Pugioni. Vos presento Luigino Cossu. Buonasera a tutti. Io faccio in gaduresu, visto che il tema è la lingua salda, quindi mi tocca e sono contento di provare a fare in gaduresu, ancora se qualche volta mi c'era qualche parola in italiano, però. Quindi io vi porto lo mio modesto parere di chi si chiso di tradizioni, di cui io sono amanti. Grazie ancora alla mia famiglia che comunque mi ha tramandato questa passione. Ringrazio il maestro Lisei che mi ha invitato Kinci e voi tutti convenuti in questa importante conferenza. Dunque, io ho scelto un titolo particolare perché secondo me è fondamentale, poi come ha sottolineato benissimo meglio di me l'amico Antonio Strinna, non dimenticarci dello passato, perché grazie allo passato e quindi ai nostri ecchi che ci hanno tramandato questi canti, che noi oggi cerchiamo di portare davanti con fatica, potremmo dire, perché ahimè sono pochi i giovani che hanno questa passione di portare davanti lo canto. Dunque, ho scelto appunto di vaidare degli stazi, degli canti a chitarra, in particolare degli canti a taglia, che secondo me è un binomio inscindibile, perché comunque uno è legato all'altro. In particolare lo canto gaduresu, che appunto ci proviene dagli stazi e dai nostri antichi. Quindi la differenza fondamentale è, prima di tutto, molto sinteticamente, tra lo canto a chitarra e lo canto a taglia, sostanzialmente che lo canto a chitarra è un canto monodico, quindi una voce anticamente, oggi intendiamo lo canto a chitarra fatto appunto accompagnato con la chitarra, quindi il ritmo viene scandito dalla chitarra. Però lo canto monodico vero e proprio è un canto a voce sola, quindi un cantatore che canta su un'unica linea melodica, quindi canto monodico appunto, che ci deriva dallo canto gregoriano per eccellenza. Quindi invece lo canto a taglia, a differenza dello canto monodico, è un canto polivocale. Cantattagia, che cosa significa cantattagia? Cantattagia, l'ipotesi più plausibile, veritiera, è chissà, cioè vuol dire appunto canto o armonia. Addirittura alcuni studiosi sostengono che la parola tagia ci deriva da una parola tagaà, che addirittura indica un momento liturgico dello rito cristiano bizantino. Quindi figuriamoci un poco da undici area questa parola. Infatti, il più delle volte, lo più delle volte, comunque scusate, ogni tanto la mia... lo più delle volte comunque, quando si va da d'Italia, si va da appunto di canto ed armonia.
Infatti, questo canto ci proviene proprio dall'armonia delle voci, perché appunto è fatto da lo canto in particolare, lo canta a Tagia, a differenza dello canta a Concordo, ha una differenza sostanziale per quanto riguarda lo valsito, che è una voce, diciamo così, ando a dirvi prima di che cosa si compone il perché non la sa, la Tagia, lo canta a Tagia. Abbiamo lo basso, che diciamo, musicalmente è la tonica, a un intervallo di quinta si accolda poi lo baritono o la contra o la contra in dialetto agese. A un intervallo poi d'ottava abbiamo la voce, che chissà chi dà l'intonazione e poi tutte le altre voci si accoldano. A un intervallo di decima poi abbiamo la mezza voce o lo trippi, che è chi su che poi vaci tutti i viori particolari a seconda della capacità. E poi, come era dicendo prima, caratteristica della tagia è lo valsito, quindi la quindicesima che si accolda appunto sulla tonica che è lo basso. Lo valsito ha la caratteristica di essere appunto una voce acuta o semiacuta, che ingadura appunto parti con un canto di petto per poi arrivare a un canto di testa, come si dice musicalmente. Sempre per collegare lo canto a tagia lo canto a chitarra, vedo esponenti dello canto a chitarra che saluto, l'accordo dello re della chitarra, dello canto a chitarra, non a caso aumenta proprio gli intervalli che vi sono e lo canto a tagia, quindi proprio l'accordo, particula la quarta colda, che è un re, e poi a scena, quindi abbiamo basso, contra, intervallo di quinta, l'intervallo d'ottava la voce, e poi lo trippi. Questo per farvi vedere come è collegato proprio lo canto a chitarra allo canto a tagia, pur essendo diciamo così, musicalmente due generi diversi. Luigi, sì. Queremos intendere qualche cosa. Qualche cosa, adesso passo subito a fare... mai ti scusa perché purtroppo ho preso un'influenza brutta e quindi ancora la voce... No? Ti sto intendendo. Mancarigai però... Però Varreo, se si posso fare un cenno, cioè voleria fare velocemente di cosa era lo Stazio Gaduresu. Lo Stazio era la tipica casa, la casa dell'abitante della campagna, che tanto erano famiglie numerosi, quindi abitando in campagna, erano i terreni tutto intorno allo Stazio e quindi si facevano i travadi i travadi che erano i chiesi della campagna. Quindi verrà pianta l'olto, anzi sicuramente si pianta l'olto, verrà la igna, si gramina la lana, si vela la lana, insomma tutti i vari travadi che si facevano in campagna. E durante questi travadi si usa cantare, quasi rendendo secondo me lo travado duro, piacevole, perché effettivamente era così. Si canta ancora per rendere appunto lo travado più, tra virgolette, rilassante. Lì zero. E senza l'accompagnamento di nessuno strumento, quindi non veniva scandito da nessun ritmo. Magari lo ritmo veniva scandito dalla zappa quando si travada all'olto, oppure era lo canto dello carrulanti. Lo canto dello carrulanti appunto che era lo canto che faceva lo carrulante che trasportava lo carro lo con i boi e che si daglia lo ritmo che cantava e si daglia lo ritmo con l'andare dello passo dei boi e delle rotte dello carro che andani e quindi si daglia lo ritmo e cantava. Secondo me Kinsey era nel canto perché io ho una passione proprio per lo canto antico e praticamente da questi travadi poi, si è arrivato poi all'introduzione del cantachitarra per quanto riguarda la gaddura e lo cantachitarra le varianti gaduresi, che gli studiosi, cito Giovanni Perri, professor Perria,
Paolo Angeli, ci hanno detto appunto che lo canto gaddureso e questi canti sono stati introdotti da Minanno Meo, Luigi Nocosu, il canto a chitarra come canto gaddureso. Poi è venuto Cicchedo Mannoni che ha introdotto la corsicana e così via. Quindi questi trabaddi hanno dato poi un nome a chi si che sono diventate le varianti lo canto a chitarra. Posso fare un esempio, tanto di canto alla Bibinadora, che riguarda appunto la bibenna, la vendemmia, perché e faceva presso poco così. Curaggio bibinadori, lestri alzetti mani, Siddera Paliagiani, Siddera Paliagiani, la igna punia fiori. Ecco, questo era un esempio, scusate la voce. E quindi vi stavo parlando dei diversi, vera vaidende, scusetti, vera vaidende di diversi trabadi che si facevano nello Stazio, poi verranno ancora altri canti, verranno i canti di Ianna, verranno i conti di Vucchili. Lo Vucchili era, non era altro che l'uvoco che vera gli Stazi e la stanza mana, perché lo Stazio essendo si estendia in orizzontale, diciamo così, era una casa manna, vera l'Uvuchili onde si punivano tutti appunto intorno all'Uvuchili e vera l'anziano dello Stazio che racconta le voli, che si poneva a cantare, e quindi gli stessi lo vigiolai e lo ascoltavano ammaliato, e quindi ancora Kinci lo tramandà la tradizione agli giovani. Verranno i canti di Ianna, giudito, che erano come ad esempio la Disisperata, sempre la Disisperata, io mi rifaccio sempre che il termine Disisperata ci proviene dallo catalano, despertar, appunto che significa risvegliare. In Gaddura era proprio un canto d'amore, cioè un canto alla matta. Poi in altre zone della Sardegna la Disisperata non è sempre un canto d'amore, può essere ancora un canto di malinconico, quindi. Importante degli Stazi era la Magnalia. La Magnalia era l'aggiuto che carriava dagli Stazi circostanti, che a seconda del tempo, quindi la ita che veniva scandita dall'andata delle stagioni, stagione per stagione cambiano i traballi. Quindi verrà la gliola, importantissima. E quindi la Magnalia faceva sì di reclutare risorse umane e tutto veniva in festa, si facevano durante si cantava, come ho detto prima, durante il traballo, e poi la sera si compria con la vesta, si facevano i cene in abbondanza e si cantava e si badà. Questa era la ita degli Stazi. Secondo me, bellissima, scusetti la... Poi un altro aspetto fondamentale secondo me era ancora la figura della femmina. La figura della femmina, importante non solo in Gaddura ma in tutta la Sardegna, essendo la Sardegna una società matriarcale. A questo punto volevo interpretare un brano, cioè un pezzo che era famoso appunto portato davanti dalle femmine, le prefiche in particolare, che cantano Pignani Lumolto. Pignani Lumolto era lo cosiddetto attitto, l'attitto gaddureso, che faceva così, ve ne canto due strofe veloci. Palchi mai abbandonato, volenditi tanto bene, tu già sai
chi palte e o sacrifica la ita chi crudeli di spedita illuviori di letai e così via. Un canto triste, queste dissonanze che proprio, ammentano proprio la tristura di un momento. Niente, concluderei a questo punto, portandovi ancora le... la disesperazione, così fatta, la faranno poi... come facciamo adesso? Se no perdiamo troppo tempo, dai. Dai, un goccino d'acqua al limite. Comunque, prima di passare, poi concludo direttamente con la disesperata, tanto concludo dicendo, vi ringrazio ancora a tutti, vi porto i saluti, sì, concludo poi con la disesperata, un pezzo però. Grazie. Era dicendo che comunque vi porto i saluti di Giovanni Pugioni che ha DS15 però non ha potuto presenziare perché ha un altro impegno con Anna Maria. E io, come ha detto il maestro Lisei, faccio parte di diversi cori, del coro di Agliento, so così che da 2 anni un coro a Codrongianus, in San Teodoro, e cerchiamo di portare a Dananzi che sono le tradizioni con molta fatica e soprattutto con Giovanni abbiamo fatto una scommessa che con noi stessi proprio perché la difficoltà è secondo noi non sta tanto in lui tramandare la lingua, le tradizioni a caglia faeda in casa lo saldo, lo gadduresu ma vi so abbiamo appassionati chi siano accostati a questi tipi di canto, che non hanno mai cantato, e onde in famiglia non si va né no gaddureso né lo saldo. E questo è particolare, perché, ripeto, una cosa è calà in Drento come me, che provengo comunque da una famiglia che mi ha tramandato queste conoscenze, ma canno viene dalle tradizioni nostre, e che comunque vuoi imparare è un poco una contraddizione rispetto a chi invece ha la possibilità di poterlo fare e magari si vergogna. Perché secondo me l'aspetto fondamentale è poi che di paldì chi sta vergogna, cioè abbiamo di smettilla a iniziare poi dalle istituzioni fino a arrivare poi non ci dobbiamo vergognare delle nostre tradizioni, della nostra lingua, dei nostri canti, perché ci sono invidiati da tutti gli altri stati e noi invece per primi li poniamo a banda. Quindi secondo me è fondamentale, prima di tutto, buccarci l'algogna, come si dice in gaduresu, e continuare ad andare davanti. Poi vi tenia l'ultima cosa, portavo le salute ancora dello gruppo, abbiamo un gruppo all'università riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, il gruppo ICNUS, con il quale facciamo ricerca, appunto siamo un gruppo etnomusicologico dell'Università di Sassari e siamo 5 colleghi, 5 giovani che portiamo a dananzi appunto la ricerca, andiamo proprio a ricercare, grazie ancora alle testimonianze degli anziani, perché chi si sono fondamentali, perché noi possiamo andare a dananzi, chi si erano le vecchie confraternite e cerchiamo di portare tutti chi si erano le cantanti che ormai sono in disuso, dendili pure a intenzionato a tornare a intendere. Quindi da parte nostra ve chi sta gana di portare dananza di tradizione e quindi grazie ancora all'Università di Sassari, al Ministero
di beni culturali che ci ha riconosciuto appunto come gruppo in Italia etnomusicologico. Grazie. Quindi, grazie. Non sono potuti venire perché sono impegnati a Vicenza in altri, quindi io ho avuto l'onere di... proviamo, dai. Non è facile comunque senza... Proviamo. Tutti lumari Grazie a tutti. Grazie Mauro. Mille grazie Luigino. Tonino è stato per parecchi anni presidente del coro Bogas Noasa, de Ossi. Guarda, sperimentato personalmente itte carennare a cantare e a mandare a dainantisi un coro popolare sardo che chiede valorizzare sa poesia e sa cultura de Saida sua. Tonino conosce medaene su folklore isolano ed speri un apprezzato presentatore de serratas e festas populares. È un amico, cosa manna, e nos chiede di fare dare sul tema sa poesia cantata, quando sa per aula si fa eddata in musica. Tonino. Dopo che sei nato questa cosa mi che posso andare, perché stasera per me è bella andata. Buonasera a tutti. Grazie a Mauro, naturalmente, che se lei che mi ha telefonato, che mi ha dato che Salighiera, che fu di questa conferenza, vabbè, benzo a ascoltare sus amigos. Insomma, no, dovresti venire anche per dire qualcosa. Però Dio, ti ho fatto tempo su luogo narrare. E poi ho pensato un attimo, così, Dio ha poter raccontare. A poter raccontare questa esperienza che Dio mi ha fatto in tutti questi anni dai bindi che voi sei anni cantando con il coro Bogas Noas de Ossi. Sono stato presidente del suo coro Bogas Noas negli ultimi 4 anni ed è stata un'esperienza forte, un'esperienza che mi ha segnato meta. Per fare parte di una comunità di coro, come ponendo Antonio Strinna, che era a fare parte di una famiglia, che era a fare parte di un gruppo di persone che la prima cosa che tengono entro è l'amore. L'amore per tutto, non solamente l'amore per il canto. Per cantare che era ad essere innamorato di tutto, che era ad essere innamorato della famiglia sua, della moglie sua, del suo figlio. Ma da chi esce sì, che era ad essere innamorato di tutto. E noi in questo anno, con questo coro, non siamo innamorati parecchie volte. E non siamo innamorati in particolare di un uomo, il strano di un uomo, non di una femmina. Non siamo innamorati di Pedro Mureso. Pedro Mureso è stato un grande poeta, un poeta che ha
dato a suo paese di Ossi un'impronta. In ogni luogo che Pedro Moise andaia nell'area Dio so seso, ecco, la saia da suo sogno di Ossi in questo luogo. Più Pedro si è andato 3 anni fa, andaia 98 anni da che si è andato. Ed è il nome che ha lasciato Meta. E noi siamo alleati la maggiore parte della poesia di Pedro Mureso e la siamo fatta diventare cantones. Abbiamo saputo un altro Meta bravo che ha seguito questa indicazione che noi le daimisi, le ha per aula di Pedro Mureso e dai poesia va che la diventare cantone, va che in modo che sa gente fa eddere sa cantone, non la canta, la fa eddere. Per te è bello da che una poesia, quando una poesia si recita, perché una poesia quando la si recita entra immediatamente su coro, ed è una poesia che ola a metà in alto. Ma quando una poesia bene ricantata, tanto diventa una magia, tanto diventa una cosa che è magia alla cantare, ma è magia pure all'ascoltare. Noi questa poesia di Pedro Mureso la abbiamo cantata in ogni luogo, la abbiamo cantata finché noi non comprendiamo nulla, in Trentino, in Lombardia, e noi proprio usato a me la difficoltà da entrare, non solamente fisicamente, non abbiamo ancora gente in maglietta iglia, però che problema è entrare là. Eppure ogni volta che noi cantiamo in saldo e presentiamo questa cantone in saldo, è come in sala vai silenzio, non vai a brusio, non vai a gente che cellulare manda un messaggio, e la comprendiano. Noi presentiamo in saldo, cantiamo in saldo, e a Savino non abbiamo compreso quasi tutto. Hanno retto no, ma quasi tutto. E questo che narra che su canto è universale, che la musica è proprio universale. E quando su canto appunto diventa una poesia, è come che esce da un archivio in cui questa poesia che è stata rimunita, nessuno è quasi la che caia, eppure in suo momento che diventa cantone, questa poesia olata. Naturalmente su merito è sempre del suo poeta, su un bravo suo cantore, è bravo su coro, ma su poeta è su poeta. Poi ha poleato una poesia di Pedro Mureso, ed è proprio quasi in tema con questa dia di oggi. Questa poesia si narra da inno a Salim Basal. Ed è una poesia che Pedro ha scritto tanto anni fa, che macchilata, posta poi scritto proprio, l'ha dato si impronta vera, l'ha lasciata, registrata, agli inizi degli anni '80, quando batto il moriteddo, si 4 muri, paria che in Sardegna deviano a fare fragasso, deviano fare macello, deviano entrare in ogni dome, quando varia appunto che tutta è migana di autonomia, culturale, prima che politica naturalmente. Bene, questa poesia da Pedro Mureso scrive sa prima per aula se sono proprio sa Bibbia, data un'impronta, data una frizza, devi andare in questa direzione. Poi questa poesia comincia con sardos, cantate cantones de locutoro, cussa conca e cussu coro. Cussa conca e cussu coro, cioè con la pancia cantatela, cioè emotivamente la deve uscire a pizzu, ma chi non la su coro non la deve cantare. È una cosa che non deve essere proprio di sentimento da chi questa cosa, da chi saperà la salda la si canta e la narra. E da voi badatta la indicazione, la rauga che su poeta data. Oggi, questa sera, in questo pomeriggio, me da l'ananato, che Salimba deve essere una cosa che in scuola si deve imparare, deve essere una cosa che deve pane quotidiano. Pedro Mureso questa cosa la si cria da tanto anni fa, infatti cria da sa si scola sa berire, de sa sarda limba vera,
dessa limba vuristera, puro tesoro vaghide. Ah, io pure ripeto per la limba italiana, perché dessa sarda limba vera vaghide tesoro, ma devi sai sempre ripeto, posate la limba, che è una limba che noi comunque continuiamo a usare, continuiamo a fare. E non che vada un'altra indicazione che si vuole data, e lo data agli uomini di cultura, a voi, a te, a tutti, perché dice, oh uomini di cultura, cazzi sabi o talentos, date sos insegnamentos dessa sarda limbavura, cioè date gli insegnamenti giusti della nostra vera lingua. E si rivolge agli uomini di cultura, ma si rivolge anche agli uomini di potere. E gli uomini di potere sono su rettore in sa prettura, su zuighi in tribunale, su presidente in sa corte, che imprimana a mano forte su sardu in ogni verbale, cioè nelle scuole, nelle preture, nei tribunali, ovunque, sa limba sarda deve i bentulari. Ma c'è un momento in questa poesia meda bello, e quando Pedro Muresu si rivolge da sua famiglia. O babbos intelligentes, in sallevare sos fizos, in sardu los educare, e in sardu linaradese esempios e cussizos, educadelos cussos esempios e cusso cussizzo bonus. Este è un uomo particolare. Sanno Issola di Critta, l'ha lasciata scritta nel 1982, però lui la scriveva prima. Pedro Muresu fu un uomo che cria e si dimentica di questa cosa che ha scritto. La lascia dentro un ugualascio, dopo la beria da cattare cose meravigliose. Deo, come ha pubblicato così spiegare, penso che appunto la musica da che da voi unita a questa parola bella creano un risultato sublime, particolare, magico. E come il coro, come l'esperienza di gorilla, non va da momento più bello e più emozionante che cantare una poesia del suo proprio poeta che rima più bene. E noi sappiamo che proprio da che lo stiamo cantando il distacco fra chi canta e il pubblico si assottiglia, diventa da nulla. Cioè, siamo tutt'uno, pure chi non ha mai cantato, questa cosa che stiamo cantando, benedi, e si lascia da le aree adesso che stiamo cantando. Non ho tanta altra cosa da dire, perché io vivo de coro, vivo de cantones, vivo de esperienze ed emozioni. Però posso rammentare questo coro, un'emozione particolare che noi siamo viviti su tua mizza, un anno fa. Siamo andati a cantare a Sapresone de Salighera. Nos hanno invitato a cantare intro Sapresone. Non borremolo che è meta difficile entrare, pareggai, ma entrare in prigione è difficile. È stato meta più facile di uscire, puoi entrare a un tempo buono e passo oppure entrare in prigione. Però da che siamo entrati abbiamo vivito particolari momenti. Da che a un certo punto abbiamo intonato Dio ti salve Maria, adelante inoltre usezio come te potesse essere boisi, baia da due giovanotos, due uomini, che sono un po' a piangere. Noi cantando e so piangendo, ma piangendo a vero, non piangendo gai, piangendo a vero. Da che è finito tutto, mi bene da domandare a una guardia, ma questo due chi sono? Tanto uno non ha chi se ne deve fare che era 29 anni. E sa 25, perché l'hanno fatta grossa, insomma. Beh, però in questo momento, questo due non fu un uomo di 29 anni, so da passare ancora entro di 25, ma fu due uomini che, forse per merito pure del suo canto, della sua poesia, del suo coro che resiste da dare tutto questo, si sono commoviti, si sono, come dire, hanno avuto un senso di pentimento, l'inizio del pentimento. E da che uno si pente, da che uno ha questo primo momento di pentimento, beh, poi a mia naturalmente è un'opinione del tutto personale,
è una rieducazione sociale, che è pure a base di una buona persona. Io dico che ho un passato su un anno, uno di questi due fa che parte di un coro, si narra le ali del canto, del un coro di detenuto di questa persona di Salighera, abbiamo saputo pure su fortuna e sui preghiere dello battigiare noi come te coro. Sapete noi cosa verità te fine ha fatto. Io lo dico con molta semplicità, sono un semplice cantore, non sono uno studioso, sono uno che gli piace cantare, gli piace dialogare, gli piace emozionarsi. E il canto io lo vivo come un momento di grande socializzazione, di amistà, di gioia. La cosa più bella quando noi cantiamo e quando io canto è alla fine, quando mi accorgo che la gente va via ed è felice di aver ricevuto quella piccola emozione che noi volevamo dargli. L'ultima cosa, sabato prossimo a Ossi, noi organizziamo, lo voglio dire volutamente in italiano, sabato prossimo organizziamo il nostro concerto di Natale come tutti gli anni e siamo felici di ospitare il coro AITA. Il coro AITA è il coro dell'Associazione Italiana Afasici, che è un coro che è fatto di persone che soffrono disturbi del linguaggio e disturbi del linguaggio causati da problemi fisici importanti, trombosi, ictus, emorragie cerebrali. Queste persone sono persone normalissime che vivono le emozioni, gli amori, i sentimenti come tutti quanti noi, hanno soltanto problema a dirlo e trovano nel canto una sorta di valvola di sfogo. Hanno necessità di cantare perché quando cantano riescono ad esprimersi in maniera meravigliosa. Beh, mi piace pensare che per loro sia molto bello quando appunto Sasperaulas si faeddana in musica, così come facciamo sempre noi. Ecco perché alla fine di tutto io sono molto felice di essere un umile cantore. Pinuccio è un poeta, è autore di textos pro musica tradizionale, ha scritto Sarujada e Contos che na tempus, ha collaborato con il gruppo de Sos Cordas e Cannasa e con il coro Donu Reale de Budusò, che s'hanno passato ha vinto sul premio di Ottieri pro coros tradizionale sardaso con il suo canto di Carzoene per aulas de Pinuccio Cano. Buonasera a tutti quanti, grazie a Mauro che mi ha convidato a questa occasione. Vi l'ho che noi siamo metà uno a fare in mezzo a metà gente e quindi che la può voltare fatene buon intendere invece la registrazione di una pace di cose che ha fatto. Sa prima di queste cose è proprio una legge di un canto di Sarujada che è un conto di una tramunata della famiglia mia, babbo fu pastore, da Terranoa fenta Budusò, che è da mia. Io non sono vissuto 20 anni, se come invece che sono da 40 in Cagliari, all'Accanes. Comunque, proprio perché sei stato in 40 anni in Cagliari, mi sono visto piano piano che ne via perdendo Sarrainas. E questo penso che sia capitato a tutto quanto, specie a chi è andato a studiare da innanti. E chi non ha dato poi quest'occasione deve dare in saldo che un'altra gente. E a piano piano che lo via perdendo. A un certo punto, una decina di anni fa che mi sono ribellato, non anda bene e a piano piano fatti stacchi guido me in macchina a Sasola in macchina mi ha tornato a pizzo tutto il saldo che hai usato da ditta da mamma non né più né manco che però vi fidi mi avete dimenticato sia a sparaula sia più che altro sul modo di narrare che in questo che mi mancava di più.
a narrare che in pratica vedo sempre in salto quando accatteia gente salta, ma che in costruzione e che in paraulas italiane, e questo non fido una cosa bella. Ha deciso dando di giocare da tappizzo e mi buonare a scrivere, non l'ha mai fatto. Ha ponato bibrò, noi schia come te scrivere, ponato proviamo chissà sottava, che possono essere una cosa che mi ammenta io da esclusivamente so scanto so in piatta. E fu l'unica guida che io potevo avere per costruire un endecasillabo praticamente. Quando io l'ho studiato sul liceo, la metrica, questa cosa avevo che poteva esistere, non la potevo, quando capitai a lezione di metrica mi poneva su tutto, mi poneva a fente. E quindi non poteva essere questa metrica, la guida mia, assolutamente, per comporre, ma poteva essere a suo massimo la musica, e poi ho fatto un bagasso contrario, adesso che faccio poi, sono tornato su noi. Facendo gusto, in pratica, ho fatto la prima sterrida, e in musica si può fare che è una paga malingannia, spero, che si può allungare un endecasillabo, si può acculziare a secondo di come hanno saovi. Mi sono visto che questa cosa non andava bene. A questo punto, specialmente quando mi ponia a leggere, non tornaia proprio. A questo punto, ho pubblicato a Paolo Pillon, che è questo nome, l'ha fatto vedere questo canto e le giochia sul trabalho mio, e vi tenia tanto. E se me lo leggia, e mi naria tanto, custa, andano bene, custa e questa non andano bene. Si sono assai adesso proprio per me la scorreggere, ma custa e questa la fatta tua, questa che sono giusta. E la sapevo fatta e tanto, legge di Alven e a consadilas. E 2 e 3 volte, e 4 volte, insomma, che so esido. Mi ha dato un altro senso, che vedi importante. E poi questo non basta io che in tutto la battosta della metrica, no, che però non anda bene, che manca l'accento unico. Come l'accento unico? Questo è un bicchiere. E io, sta cantone salta, bicchiere. Deve segnare l'accento sempre, la sesta e la deghe. Oddio, torna tutto da comincio. Qualcuna lei azzeccata, per caso, però torna tutto da comincio. Poi tornato a cominciare tutto canto, poteva bandare, anche croce, a andare, poteva bandare, ma che io, però mi ponia a leggere, questo l'ho fatto voi, ponia a leggere e leggendo iscadria. Ma bisogna che mancaia qualche cosa, che a certo il verso storraiana, a terzo il verso non torraiana. Intro dessa mantessa ottava e fra ottava diversa. Tanto su capo ho provato a fare, chi appena fatto qualcuna pro caso giusta, mi sono visto che in realtà noi scadriaia pronuda. Mi sono andato a controllare i accenti praticamente dei noi scadriaia e mi sono visto che tutti i accenti scadenzati. E quindi praticamente che ha dato un ritmo a sa cantone, quindi i accenti non fin più solo in sa sesta e sa edeghe, ma vedi sa seconda e sa quarta per esempio, e sa sesta e s'ottava e sa decima, e tanto leggende su tuccaia. Mi sono visto che questa cosa poi se sia bene, che in cale si sia musica non ritmata, che gli ponia su testa e rimenta. E tanto mi sono posto proprio alla legge, sono a bulbolo, prima di mazzare, non la legge, ho detto che sono 96 ottava. Che vimos, il aprile su 60, fide vago entrato su Erano. Sa terra fiorente tutta canta, sa era che intende sa piano. Colata qualche dia vasca santa, lo sarveschi a chitto su manzano. Su chelu, filugente e biaito,
finito fissierro malaito. De irde fi pintata sa campagna, devavan solo a mancia al grog al mannas, fi d'accabata come sa sicagna, che non scolvono fuori de salgiannas. Molte die si ponia a cagna, non sono io a vento in mese gannas. In calchi vacche, a suchinata umana, un alvore nanzola americana. A più lo scantenne colassai, giocando a tenedene in giro stundos. Si friman posca e pasali sanae, i stullo, il bicchier russo al bagamundos. Si muove l'estra al daigo a cudae, ma riposedda sopra de solfundos. In terra rue, frisco de zoo, su buzzonetto olato come a noi. Andato per no essere un conto de sacrificio, de tribulia, che è un conto di uno viaggio che ha che il figlio fa che il mamma, per risparmiare che mi diventa il franco, praticamente, questa è la storia. E non sono il fatto... Su conto è fatto più che altro proprio per ringraziare a papà e mamma per tutto il sacrificio che hanno fatto. Che sacrificio costo che ho usato lo schento piano piano sono resistito a studiare del figlio. Questo è Billy de via ha supportato 20 metrica però lo poter fare in maniera buona. Un'altra cosa che queria fare intendere è invece una canzone che poi ha posto in CD su Scordas e Cannas, ed è entregata a un nepote mio che non mi spiego, cioè questa canzone narra che Sammentu resesse da mantenere io una persona, che hanno visto una persona che vedo una persona vale. La chitarra è Marino de Rosas. Volada essa vida che forza in suentu, all'estru e fuida, ma resta sammentu ti vinghe, biadu e riende, non pare castringhe, sa sorte messende a frullana, segado a solfilos, fattende bardanas, disperde sospilos de oro, giumpian a palas, no mujan sugoros, as horas prumalas, no mujan sugoros, as horas prumalas. Grazie. È Francesco Vilo che è il bravo, non sud-est. Sud-est potete aiutare a narrare, a cattare già pronto, quando ha un ritmo, una musica già pronta, devi essere subito sud-est. Se è bene metricato e se è bene ritmato, può essere più semplice. Un'ultima cosa che posso fare intendere è questa che viene da Mauro, che ha cantato su coro d'onoreale di Odosoghe, che ha vinto l'anno passato su premi nottieri. È intitolata di Gelzoene e canta del Samore, del suo babbo saldo, tipico come quasi tutto noi, non manifestato e fatto a su costoi, a Sacua praticamente. L'ho fatto intendere un canto. Questa musica l'ha fatto un bravo compositore che non era da narrare richieste.
Boh, non può a te ribornare, spero che voi siano piaci, mi piace più se scrivi che non a fare. Grazie a me da tutto canto e buona Pasqua a tutto canto. Este poeta esperto funguto de Salimba Sarda, este su segretario del premio di Ottieri de letteratura sarda, ed è una persona meda gentile ed evide. Antonio Canalis. Ma sarà da chi ha inteso a Luigino Cossu, che ha intonato che nel strumento che la nudda sta disperata per la mattina, vedete che fatto. A far dare de poesia, musica e canti, uderisi o e crasa, che avrete per uno che a me, a musannare in pitto spagnolo, in noghe, tanto so spagnolo che lo sappiamo sapere appena batto 100 anni, non fin 2 anni, un secolo più adesso italiano, e tanto non ero desaffinato, però che l'hai in suspo, in andata e in tornata, e cansare una oche che si mizza de, manco dai deso ai ussa adesso amico, adesso coros, polivocale, uno per non intendere che in fatto di musica, a parte sui schiere suonare, su campanello ed uomo e su classo dessa macchina, insomma, non adatte a dotas, se no, e andrà bene se essere invece babbo di un ufficio che cola buona parte della sua vita, da chi è liquidato, attaccata a una chitarra, insomma. Forse non l'ho dato a me però, per uno che a me viene già pago dotato in sacchima del regino de oe e sono ricco, se si pone la pro con questa delicatezza, questa nobilità, del salte, del ratto e del siccore, e mancarigai in prezzo a succumbito galano che mi hanno dato il suo analizzatore come è segretario del Supremo Ottieri della letteratura sarda, che abita a Luca e su Chimbanta Sese, sanno questa temporada manna, sanno che questa idea fin fricca. Che è zattire una giudicheddu minore ai cultimbeniu, i perende da non poter annoiare meta, non più de sudecchido. E questa volta per un pire da una fontanella che vero è sorre carrale ai gudda che dai temporioso, dal liquore a sa musica e a su cantico popolare sardo, sa poesia. Sa musica e su canto popolare sardo con sa poesia hanno un rapporto antico e il Trento andano a sa brazzetta e si danno a buffare pari pari. Non credo che sia facile a narrare si una usattera nae di questa nobile e donosa tradizione del suo popolo sardo, si annacchita primo del sattera. So in me che sono nascito un pare e crescita a sa brazzetta, come abbiamo nato, in una simbiosi che ha deccato, so sentito, so adesso amantioso, dai suoi tempori più antichi, finamente a die de oe. Basta da porre in mente ai good azienda manna dessa poesia a Bolu, a Luca Luna come narra s'amico Paolo Pillonca, a da chi fa dessa abilità latina, dei gusto poetes, populares, chi resessine a inane dare, una vatusattera, ottavas sopra ottavas. Ed è cassillabos perfettos, chi s'appamentano in uno giama e torra chi non ha finitia.
cantico che allattano, sa ozza manna e riscatto. Peri, in un momento che so sardo su un chi scende, con un rinascimento che può dare a vero dignità del popolo, a un'etnia che migliaia di anni ha conosciuto e bivido dominazione di altri popoli che hanno conto, fenicios, cartaginesos, romanos, vandalos, i pagnolos hanno nato, austriaco, sono italiano pure, ma italiano come siamo fino a noi, e fino a dai più di 150 anni si è davvero che il Stato italiano è nascito promuovere del Santico Regno di Sardegna, sin dal regione a pago di questo però, di un popolo che abita ciambare ogni volta nazionalità, lingua, identità, e che si abita costrinto a si misciare a forza con sa cultura del suo dominatore di turno, hanno di cupire e hanno di rispettare le leggi pago amigas. Ogni idda ed ogni trichinzo ammanizzano, ma montene de sintrizi con ritos anticos, paganos, tribales e nuragicos, in un misturo che il unico manno, garrico e su sentito essa gente, ende rappresenta la s'anima più antigoria, e tanto millasa, sa sonoritades, de su concordo a battoboghese, de sa polifonia più antica, ed esso sonoso del suo Mediterraneo, ingentilidas e inzigantidas, da esa presenza de chimbes, es elemento pro ogni oche, e da sinello da elemento forte del suo cantico gregoriano e liturgico, che con questo argomento religioso sono frate e carrales. De importo umano e de merito in questa azienda compare di azione che in campo de cantico e de musica ha fatto su premio Città di Ozieri per cuore tradizionali sardi, che ha importato e prosighi da più di 20 anni. Abbiamo intesi sarà l'ultimo che ha visto su premio de Ozieri pro soccorro. Se esigenze sono proprio la necessità di che tornare la produzione poetica e musicale de soccorro sardo a un'aderenza più latina alla sua tradizione, l'assende su più possibile sono attire soluzioni musicali dai atterue, fuori da Sardegna, e sempre più di attualità. So carattere di questa musica vocale sarda si deve difendere per la unicità del soro, e non lo dobbiamo porre su riolo, per valso problema di origine, di antiquarietà o di anacronismo, gai come sono nemico di questa linea culturale di anche sul tenere a pelea nostra, a salvare esa rachina nostra, e faina di grande nobilezza e atto di coraggio nebido, un debito morale che tutti noi siamo con questa generazione benitorasa, pro chi, come finendo di Sara Tonino Sanna, so batto moroso, non diventano battoro moriteddoso, e peus ancora batto moridinas.